Conferenza stampa oggi presso la questura di Agrigento relativa alle indagini in merito alla sparatoria avvenuta lo scorso 23 febbraio ad Agrigento, al villaggio Mosè, che ha coinvolto una concessionaria di auto dove ha perso la vita Roberto Di Falco, 38enne di Palma di Montechiaro, presente il procuratore della Repubblica di Agrigento Giovanni Di Leo, il questore di Agrigento Tommaso Palumbo, il dirigente della squadra mobile Vincenzo Perta, che hanno seguito le indagini. Numerosi gli aspetti chiariti su quanto accaduto. Il procuratore ha parlato di sinergia, di condivisione, di obiettivi, di grande lavoro e anche di ottimi risultati da parte della questura in generale. Sì, assolutamente. Come ho già detto, la sinergia non ha riguardato solo e esclusivamente gli organismi della Polizia di Stato, ma ha riguardato organismi della Polizia di Stato che lavorano in sinergia anche con gli uffici giudiziari, e questa è una cosa assolutamente importante, e vorrei sottolineare anche quando ha detto il procuratore capo su quella che è la disponibilità e la sinergia che si è venuta a innestare anche con il corpo degli avvocati. Una difficoltà anche nella prosecuzione delle indagini, diceva il procuratore, per una certa ritrosia di chi è coinvolto, però ha anche esaltato chi era presente come libero cittadino, che ha dato il proprio contributo. Assolutamente, è estremamente importante che i cittadini diano il loro contributo in questo tipo di attività, e contributo di apertura che deve essere dato sia alle forze di polizia nell'ambito di quella che è l'attività di indagine, e naturalmente per quello che è il proseguo dell'attività con l'autorità giudiziaria. È un segnale estremamente importante che noi accogliamo e riconosciamo con favore. Gli elementi che abbiamo raccolto nel corso dell'attività investigativa, che è iniziata tempestivamente appena dopo il fatto omicidiario avvenuto venerdì scorso, ci hanno consentito quindi di raccogliere tutti quegli elementi che poi il GIP ha valorizzato ai fini della emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei 3 soggetti che sono stati appunto accusati di omicidio per errore in danno di un loro compagno, conoscente, di una persona che in qualche modo, almeno allo stato degli atti, ha partecipato ad un vero e proprio assalto nei confronti del titolare di un autosalone qui ad Agrigento, in villaggio Mosè. La vicenda è stata chiarita, almeno allo stato degli atti, come appunto una vicenda grave, e il procuratore della Repubblica, il dottore Di Leo, lo ha sottolineato nel corso della conferenza stampa. È una vicenda che purtroppo pone ancora una volta in luce un problema non soltanto culturale, ma anche un problema morale. Culturale perché problemi anche di debiti che ci possono essere o di rapporti di debito-credito tra commercianti non possono di certo essere risolti con le pistole, con la prepotenza e con la soverchieria, ma richiedono appunto di adire le istituzioni che sono appunto preposte a risolvere problemi di questo tipo, e pongono anche l'altro problema, quello della presenza di armi che circolano sul territorio, di armi clandestine, di armi che quindi vengono abusivamente detenute e che purtroppo vengono usate anche per porre in essere fatti di questo tipo. E la cosa è ancora più grave laddove si pensi che proprio uno degli assalitori è stato poi sostanzialmente vittima. Quindi questo è un dato sul quale bisogna riflettere, e bisogna riflettere a fondo. La pistola non si trova. La pistola non è stata trovata, e questo la dice lunga sul fatto che probabilmente gli assalitori hanno avuto poi il tempo per poterla nascondere, e quindi di conseguenza non consentirci di poterla assicurare quantomeno, ed evitare che questa possa essere utilizzata per altri crimini efferati di questo tipo.